Oggi parleremo delle classi terze di operatore del benessere, indirizzo a concettura ed estetica della scuola Irigem. Durante i 3 anni di formazione professionale, i ragazzi hanno la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite durante le ore di insegnamento delle discipline professionalizzanti, sia attraverso l'attività di laboratorio, ma soprattutto durante l'esperienza di tirocinio. Come abbiamo già detto, l'esperienza di stage inizia dal secondo anno con 160 ore, per poi intensificarsi al terzo anno con 280 ore. Gli stage diventano un'esperienza altamente formativa perché gli allievi vengono guidati in attività pratiche che si tramutano in esperienze lavorative a tutti gli effetti. Gli allievi si ritrovano a condividere questa nuova realtà affiancati da un tutor aziendale e da colleghi di lavoro. L'azienda dunque impara dalla scuola perché entra nel suo vivere e la scuola impara dall'azienda perché ne riceve gli input e ne comprende il modus operandi. Le aziende, oltre ad una solida preparazione tecnica di base, richiedono di saper gestire in modo adeguato le relazioni con team e clienti, di saper analizzare le caratteristiche e i bisogni di una clientela esigente, orientata alla qualità del servizio e alla serietà professionale, di saper proporre prodotti specifici adeguati alle esigenze, oltre a saper realizzare trattamenti adeguati alle aspettative. Le aziende del territorio chiedono sempre più di ampliare le competenze in ambito non solo teorico e pratico, ma anche tecnologico, attraverso l'utilizzo di dispositivi dedicati alla gestione del planning degli appuntamenti, delle giacenze di prodotti in magazzino e di pubblicizzazione e promozione di servizi proposti, attraverso il sito oppure anche attraverso l'utilizzo dei social. Non dimentichiamoci però che tra tutte queste caratteristiche, ciò che in assoluto richiedono le aziende più di ogni altra cosa è la passione per il proprio lavoro, che deve essere accompagnata dalla capacità di relazione e capacità manuale. Per quanto riguarda l'individuazione dell'azienda per lo stage, viene consigliato loro di cambiare azienda rispetto al secondo anno, affinché possano sfruttare l'esperienza di stage in più realtà possibili. Questo per offrire loro maggiori opportunità anche per un loro prossimo futuro. Spesso a volte però sono le aziende che vogliono lo stesso ragazzo avuto l'anno precedente. Questo perché prevedono in una collaborazione continuativa la concreta possibilità di assunzione dopo il raggiungimento della qualifica. Ricordiamoci inoltre che lo stage non è un'esperienza della valutazione univoca, ma bensì bilaterale. Non solo i ragazzi valutano l'andamento di questa prova, ma anche le aziende valutano il ragazzo in diverse sfaccettature, rilasciando anche a fine stage un attestato che riporta le competenze acquisite ed un giudizio sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate dallo stagista nel corso dello stage e dall'impegno profuso. Infine ricordiamo, con il terzo anno, l'importanza degli esami finali per il conseguimento della qualifica. Con il terzo anno si conclude un percorso di studi e ci si prepara ad entrare nel mondo del lavoro, che ricordiamo essere molto orientato a queste figure professionali giovani, ma al contempo molto preparate e competitive. Oppure a conclusione del triennio si può proseguire con il percorso di specializzazione, finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore o di estetica. Personalmente aggiungo che vedere nei propri figli la soddisfazione di aver intrapreso un percorso appagante che dia loro la possibilità di mettere in pratica i propri talenti con reale passione e dedizione, orientate maggiormente alla pratica piuttosto che alla teoria, credo sia per un genitore una grande conquista, non solo per l'avvenire dei propri figli, ma soprattutto per l'instaurarsi di un rapporto vero, sereno e di fiducia. Lasciare quindi che il ragazzo segua la propria natura, trasmettendogli fiducia per la scelta fatta, incoraggiandolo e sostenendolo nei momenti un po' più faticosi. Questo è sicuramente ciò che i ragazzi necessitano per fare della propria passione un vero capolavoro. Terzo anno del corso per operatore del benessere, un percorso ricco di stimoli ulteriori dopo i primi 2 anni e dopo il secondo anno che regala l'esperienza attesa e quasi elettrizzante dello stage, oltre che fondamentale per la crescita professionale che inizia appunto già sui banchi di scuola per gli studenti del centro di formazione Irigem. Sì, mi è servita molto e ho capito anche come è il lavoro fuori dalla scuola. È importantissimo perché poi alla fine è la base del nostro lavoro, quindi se noi non impariamo queste cose già dalla scuola sarà difficile farlo poi in futuro. È importantissimo perché impari a rapportarti con un sacco di persone diverse, che comunque le persone sono tutte diverse per bene o male, e impari ad avere a che fare con persone positive, negative
e fai esperienze nuove. È un'esperienza che sinceramente per me mi sta creando un futuro e è un'esperienza molto bella. Esperienza di stage che, come abbiamo sentito, porta soddisfazione, ma anche qualche difficoltà iniziale. La parte più difficile sono avere a che fare con le clienti vere, perché hanno anche età molto più grandi delle nostre e quindi bisogna, sì. Hanno anche esigenze maggiori. Esatto, hanno esigenze maggiori. Ma quanto sono davvero preparati gli studenti quando arrivano allo stage? Lo abbiamo chiesto ai professionisti che li accolgono nei loro saloni. Sono abbastanza preparate, chiaramente ci sono tante cose da imparare, la base è quello che la scuola deve dare, dopo sta all'allieva crescere sempre di più. La scuola comunque dà la base di quella che è la preparazione, lo zoccolo duro sul quale procedere e costruire con abilità. La scuola comunque dà una bella base di preparazione, questo è importante, che arrivino già ci vogliono queste scuole che creino già una buona base, punto di partenza, ripeto. È chiaro che è una base di partenza, sì che ben venga che ci sia anche ancora di più una formazione all'interno dell'attività del salone. È un po' di anni che ci mandano i ragazzi in stage e sono ben preparati. Poi già dopo i primi giorni di formazione, diciamo, all'interno e di rapporto qui con il titolare, poi inserirli già perché sono già ben preparati. Del resto, per arrivare a lavorare in autonomia ci vuole grande preparazione. Quello che il terzo anno dà sicuramente, completo nel suo programma tecnico e pratico, soprattutto nel materiale che riguarda l'indirizzo specifico. Nel terzo siamo già proiettati a creare dei professionisti sotto tutti i punti di vista. Loro hanno già fatto percorsi di stage, quindi sanno già com'è la situazione in salone e lavoriamo tantissimo sulla moda. Quindi sviluppiamo tutte quelle che possono essere le tecniche nella conciatura raccolta o sciolta, nella piega, nella colorazione, nel taglio. Ma soprattutto un occhio puntato, sempre aggiornato verso le tendenze moda. Del resto spesso sono i VIP a dettare legge su tagli, trucco, abbigliamento. La cliente ad oggi arriva in salone col telefonino e l'immagine vorrei essere così, quindi bisogna anche saper leggere che cosa la cliente vede in quell'immagine, quindi saper comunicare con la cliente, capire che cosa effettivamente vuole. Interpretare quindi le necessità della cliente, riuscendo a decifrarne tutti i desideri e magari a secondarli adattandoli a quelli che sono i parametri dell'estetica personale, che talvolta possono cozzare con quanto espresso in precedenza. Anche il make-up è cambiato negli anni, l'utilizzo dei colori e il trucco degli occhi, come pure l'utilizzo del serio professionista pronto ad intervenire sul volto. Il trucco è molto richiesto adesso nello studio estetico, mentre una volta la cliente andava in profumeria, adesso l'estetista deve essere anche una make-up artist. Un professionista sempre più richiesto che diventa un vero e proprio artista del trucco in grado di intervenire in molte occasioni. Alla festa dei 18 anni, alla sposa, alla testimone, alla mamma, un battesimo. Il trucco è veramente richiesto e chiede una professionalità, non è più l'ombreggiatura che viene chiesta una volta, il color pesca, il colore azzurro, il make-up veloce, ma viene richiesto proprio un lavoro perfetto, un lavoro artistico, quindi poi chi si specializza effettivamente secondo me nel trucco ha degli sbocchi lavorativi ampi. Make-up ma anche estetiste, in questo caso alle prese con nuove strumentazioni sempre più sofisticate a disposizione. Nel terzo anno le ragazze utilizzano anche delle apparecchiature, sia viso che corpo. E anche qui loro hanno una manualità molto più aperta, diciamo, e quindi hanno la capacità anche di utilizzare questi macchinari senza nuocere, così se vogliamo dire, danni in un corpo che non è loro, insomma.
Ma c'è un altro vantaggio nel sapere già maneggiare nuovi macchinari. Macchinari poi fortunatamente vengono anche ripresi, come abbiamo visto, negli stage, e quindi le ragazze vanno allo stage anche un po' più sicure, diciamo, ecco. Anche lo stage per acconciatori è alquanto utile e spesso ha fornito nuovi dipendenti ai saloni, ovvero proprio quegli stagisti che vi hanno messo piede per imparare. La scuola, come ha detto il mio titolare, ti dà le basi. Dopo, quando entri in salone, scopri tutto un altro mondo, l'approccio con la cliente, i vari tipi di cliente, i vari tipi di capello, e scopri veramente un altro mondo per quanto riguarda anche i colori, le pieghe, è totalmente, cioè ti si apre un mondo, è utilissimo confrontarsi scuola-salone perché veramente impari tantissimo. La stessa intervistata è esempio vivente di come lo stage si possa trasformare in assunzione. Sì, infatti sono molto contenta, anche perché comunque è l'ideale lavorare in un posto dove ti piace, dove ti stimolano, e quindi sono molto contenta. Il terzo anno vede spesso aziende leader nella produzione di prodotti entrare fisicamente nella scuola per insegnare, in questo caso, le tecniche più sofisticate del colore, dopo una visita in azienda da parte degli studenti. Realmente nel mondo artigianale dei parrucchieri c'è questa congiunzione fra mondo del lavoro e mondo scolastico, perché qui dietro alle mie spalle c'è il futuro di quello che saranno gli artigiani e i parrucchieri dei prossimi anni, e quindi con la forza e la spinta di Irigem in questa grande iniziativa voluta anche dalla Regione, che è il progetto duale, il mondo professionale parte fin da subito, e quindi Irigem ci ha voluto come partner proprio per insegnare ai ragazzi fin dai primi passi a capire cosa vuol dire relazionarsi con il mondo che troveranno poi effettivamente nel lavoro. E l'azienda ovviamente è un valore aggiunto importante, perché quel tocco in più di ciò che effettivamente è il mondo del parrucchiere solo l'azienda te la può dare. Anno per il percorso dedicato al benessere, indirizzo acconciatura ed indirizzo estetica, ospitato alla nuova ampia sede di Viale Scalabrini a Bassano e interamente finanziato dalla Regione Veneto, è l'anno delle 990 ore di chiusura corso. Esiste anche un quarto anno facoltativo che dà diritto all'abilitazione a tutti gli effetti e ad aprire una propria attività. Come a dire che il quarto anno, una volta passato, dà diritto a quel passepartout necessario ad assicurarsi un futuro lavorativo. L'anno prossimo vorrei frequentare il quarto anno e poi andare subito a fare quello per cui ho studiato. L'anno prossimo non lo so, io vorrei fare tanto il quarto anno perché comunque il mio desiderio è prima in centro estetico. Un percorso importante, quello dedicato al benessere della persona, che abbina i saperi del corpo umano ai canoni della bellezza, in un cammino fatto anche di momenti di forti stimoli. Ne è un altro esempio il saggio di fine anno, dove il trucco e l'acconciatura mettono a dura prova le abilità degli studenti, ma alla fine è sempre un successo.